Ciao ragazzi, oggi sono in Varresia e finalmente sono riuscito a venirci dopo un paio d'anni che ce l'avevo nella mia lista dei posti da esplorare, perché soprattutto in autunno anche questo è un posto che sprigiona dei colori fantastici. Il piano è quello di salire sul Monte Guarda, dal quale ho visto che si può vedere tutta la vallata sottostante, e ho visto anche che c'è un pezzo in cresta bellissimo, spettacolare, per arrivare su in cima. Tra l'altro questa è una terra di confine perché un versante è italiano mentre l'altro è sloveno, quindi sono sicuro che riusciremo a vedere un sacco di montagne anche della Slovenia quando saremo su. E niente, direi di partire, non perdere altro tempo perché sono veramente impaziente di arrivare in cima. Yesterday there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now there's something in the air and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Hand in hand, building castles out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, dreamy, breezy, we go easy, easy on our tiptoes, undercover agents of the other, beyond gravel, beyond all. Allora, sono appena arrivato a Malgakot, che è qui dietro, e già da qui inizia a esserci una visuale stupenda, guardate cosa si può vedere da qui. E adesso il nostro obiettivo sarà andare là sopra, qui, quello lì è il pezzo in cresta di cui parlavo prima, e dopo il giro continuerà in quella direzione, gireremo così, scenderemo sotto quella montagna lassù, dove c'è un bivacco, il bivacco Costantini mi pare si chiami, e credo che andrò lì, magari mi fermerò lì a mangiare e dopo si riscenderà da questa parte per poi tornare qui alla Malga e concluderemo qua l'anello e torneremo alla macchina. Comunque, giusto per informazione, la Malga era aperta fino a ieri, che era il 1° novembre, quindi essendo anche abbastanza, cioè raggiungibile abbastanza facilmente, e credo la tengano aperta fino ad autunno inoltrato, quindi se mai dovesse capitarvi di voler venire di qua, sappiate che fino a novembre in teoria dovrebbe essere aperta. Questa qui davanti dovrebbe essere la Baba Piccola, che se non sbaglio fa parte del gruppo del Canin. Il Canin infatti è dietro quella montagna lì, se si continua dritti in quella direzione si arriva appunto al Canin. E non so se la vedete, ma là in cima, in questo punto qua, c'è già della neve.
Allora, una buona notizia e una cattiva notizia. La buona notizia è che siamo quasi in cresta, guardate qua. La cattiva notizia è che ci sono questi nuvoloni che cercano rissa, quindi speriamo che se ne vadano tra poco e magari quando il sole si alzerà un pochino potrebbe apparire in quella zona lì, speriamo, perché da qua come vedete si vedono già dei colori bellissimi. Tutta questa faggeta qua sotto è di un rosso violaceo spettacolare, però sicuramente con il sole sarebbe più vivida. Quindi niente, dai, speriamo che il sole ci faccia la grazia di uscire e vediamo cosa possiamo tirar fuori dai colori che ci sono qua. Intanto continuo a salire. Ragazzi, ha iniziato a nevicare. Ragazzi, siamo in cresta. Niente da fare, il meteo è brutto anche da questa parte. Laggiù c'è l'Isonzo, non so se lo intravedete, dovrebbe vedersi proprio qua. E questa è la situazione in cima, non promettente direi. Adesso non so, vedrei di cercare un riparo, vedo di capire se il bivacco è tanto distante da qua. Quella dovrebbe essere la cima del Monte Guarda e forse si può scendere lungo la cresta appunto, e il bivacco mi pare di ricordare fosse qua dietro, no? Quindi vediamo se riesco ad arrivarci abbastanza in fretta. Rimarrò riparato lì fino a che non smetterà e poi vediamo di riuscire a far volare almeno il drone e di fare uno o due timelapse. Comunque ragazzi, ho appena scoperto che qui c'è il timbro di vetta e io ovviamente ho detto uscendo dalla macchina vabbè non ci sarà il timbro, quindi non porto il libretto e niente, quindi se venite su non fate come me, portatelo. Ora inizierò a scendere di qua e via verso il bivacco, speriamo che il meteo migliori. Queste pietre ragazzi segnano il confine. Di qua è Italia e di là Slovenia. Ragazzi, sto tornando in cima, sto tornando indietro sulla cima del Monte Guarda, che è giusto qua dietro, perché di là il meteo sta veramente migliorando rapidamente e quindi non so, potrebbe essere o potrebbe migliorare definitivamente, ma potrebbe anche essere uno spiraglio, quindi non voglio perdere l'occasione di poter fare almeno un timelapse, quindi niente,
cima c'è qualche spiraglio, metto subito le macchine a fare time lapse perché non so per quanto tempo durerà. Ragazzi, la nostra avventura finisce qui per oggi e spero vi siano piaciute le immagini che avete visto e a me è piaciuto tantissimo venire qui, la Varresia era meglio di come me l'aspettassi ancora e poi anche la visuale dalla parte slovena è veramente incredibile, quindi sicuramente tornerò in questa zona magari d'estate fermandomi al bivacco perché è veramente un posto spettacolare anche questo. E niente, vi saluto. Ho caricato anche un sacco di foto su Instagram, quindi se volete vi lascio il link in descrizione se volete andare a vederle. E ci vediamo alla prossima avventura, ci saranno un sacco di nuovi video, quindi rimanete sintonizzati. Ciao!